Questo mi risulta sia l'unico esperimento in Italia di tampone preventivo a tutti i ragazzi che si sono iscritti a scuola e proprio per questo abbiamo deciso di intervenire come banca. Centinaia di studenti e altrettante famiglie la volontà di offrire a tutti, su base volontaria, un test anti-Covid per un'attività di prevenzione che serva alla scuola, agli studenti e alle famiglie. E così l'Irigem, ente di formazione professionale con sedi a Bassano e Rosà, con coraggio scommette sui tamponi rapidi, organizza in breve tempo spazi, attrezzatura e personale e via all'indagine che al termine della prima giornata dà il responso finale. Tutti negativi, studenti e insegnanti, l'Irigem di Bassano è Covid free. È un'iniziativa che vuole anche dare una sicurezza, una garanzia alle famiglie e anche a tutte le persone che possono venire a contatto con i ragazzi. È un'iniziativa di prevenzione e di garanzia di un benessere anche sociale. Ci è sembrato di particolare interesse questa iniziativa proprio perché mira a difendere la salute in primis dei ragazzi e poi delle loro famiglie. Un'iniziativa unica nel suo genere in Italia, una scommessa che potrebbe anche diventare, perché no, un caso da studiare per gli scienziati. Un po' di paura, però alla fine questo virus si sconfiggerà. È utile un po' per tutti e sia per noi stessi che per gli altri, quindi sì. Paura? No. È utile per aiutare le persone, diciamo, così almeno siamo sicuri noi e anche le persone che ci stanno vicino. Più che altro ho ansia perché se risulto positiva però sono asintomatica, mi sento in colpa che tutta la classe vada in quarantena. La risposta è stata entusiasta, magari all'inizio c'era un po' di paura per la novità, però successivamente ogni paura è passata. La procedura è chiara, veloce e molto organizzata e soprattutto ai ragazzi l'esito viene dato dopo pochi minuti, altro valore aggiunto di questa iniziativa. Abbiamo una postazione di accettazione dove accogliamo lo studente chiedendo data di nascita e il nome ovviamente e poi siamo divisi in 2 corsie per facilitare il processo e la refertazione del tampone rapido. Il risultato arriva subito. Il risultato in 15-20 minuti lo diamo allo studente. Un esperimento ma anche un'indagine scientifica dunque, che può essere presa ad esempio dal mondo della scuola che ha un enorme bisogno di certezze in queste settimane di ripartenza.